Ritorna in onda Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Anche quei di sopra, di sotto, fermo assembramento? Ma no, non sai che... Boh, lasciamo stare. Buono. Ciano, ma alla fine non mi hai detto? Cosa? Del Rebecchino, cosa ti pareva? Ah, del Rebecchino. Sì. Ah, beh, tutto sai buono. Porca madre, c'era di mangiare anche per il porco. È buono, ma gli voleva. Comunque sono contenta che ti abbia piasso. Hai voglia? Buono. E tu, Brian, ti ha piasso il Rebecchino? Ah, guardilo, e se sta leccando ancora i dedi. Ma cosa vuoi? Ma sì, gli piaceva. Buono. Ah, e se volete, c'è ancora Van Chiumi in frigo, Van Chiumi? Sì. Ma ancora c'è? Ma sì, ho ancora un qualcosa. Porca, ma quanta roba avevi fatto? Un poco di più. No, buono, volentieri, ma no. Buono, ma dei muli qua, i Vascotto, cosa ti pareva? Ma sì, coccoli muli, lui un poco strano. Ah, sì, è tutto zuccato, in giacca e cravatta, non so. Ah, sì, infatti. Ma Ela invece sei di compagnia, no? Sì. Mi pareva proprio una saccoma. È una saccoma. Ma sì, cioè un tipo, proprio una leggera, no? Beh, leggera, avrà i suoi chili. Ma no in quel senso, è come dire, una naccana. Comunque coccola. Ecco, sì, è proprio coccola. Com'era? Una saccoma, no? E dall'altra parte... Loredana, no, non è possibile. Ma cosa? Cos'è adesso? Cioè, ma te se rendi conto? Se non te mi dici cosa... Ma no, ma l'altro giorno, no? Ierimo qua a casa dei Stipancic. E allora? Cioè, era l'altra settimana comunque, Sì, ho capì, però... E cosa te fa adesso? Perché te ne tiri in mano col gel? Ma no, ma perché, cioè, non avevo neanche pensato. Avevamo bevuto dai stessi bicchieri che aveva prima Lori. E cosa sei? Che non era disinfettati. Anche le tartine, le pizzette, le robe, le ha fatte Ela. Vabbè, cosa, non ti piaceva? Ma sì, lascia stare, ma non sei stato sanificato niente. Ma la camerale vado le robe prima. Sì, ma io non mi rendevo proprio conto. Ne avrà drogato, non so. Ma cosa drogato? Non sono fuori. Ma no, cioè, la maniglia della porta, i bicchieri, oddio. Ma dai, cioè, sei andato tutto bene, dai. Non so, sa, te senti gli odori, i gusti adesso? Ma sì, normale. Cosa, perché ti, no? Sì, adesso sì, ma non so, sa, per sicurezza andrò a fare un tampon. Un tampon? Ma, cioè, ti sta scherzando? No, se meglio essere sicuri. Ma sicuri cosa? Te capire, tu hai 14 mascherine qua, cioè, direi che puoi bastare, no? Sì, beh, questo aiuta, però ho toccato, ho mangiato, ho bevuto. Ma cosa se metti il gel di nuovo adesso sulle mani? Sì, sai che non voglio neanche pensare adesso. Dai, cioè, te sono stato così bravo, mi faceva fin strano. Anche mi sai che penso. Dai, anzi, avremo da invitarli qua per una cena, no? Per una cena? Ma per contraccambiarti, intendi? Ma sì, perché se sta coccoli, mi pare giusto, no? Sì, questo è vero. Però non so, c'abbiamo un catering?
un catte, ma va. Anzi, no, perché non si sa chi che cucina, come che cucina, cosa, chi che tocca. No, farò mi qualcosa. Ecco, meglio. Ma ascolta, Dimmi, invitiamo anche il Piccio? ma cos'è? Nipotino, Brian, Sì, è sempre con loro. Ma beh, sì. E pensavo, no? Altro mal di testa in arrivo. Dai, pensavo, per fargli compagnia, se potessi chiamare Lucilla. Lucilla? Ma sì, Lucilla, la figlia di Michele. Michele? Sì. Michele chi? Tuo fratello? Ma sì, che così magari se conosci, ciacola un poco. I ciacola? Sì. Ma te lo ha visto? Cioè, non verti bocca, Sì, ho capito, ma magari con Lucilla si senti più a suo agio. Ma voglio proprio vedere. Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Cioè, ma allora, ma mi non ho capito, ma questi viene proprio qua dentro? Dove mette la mascherina? Ma no, Ciano, lascia stare.